Ci siamo, eccoci, Ecco, buonasera adesso a sì. tutti, siamo, Boh, siamo in diretta, buono. Siamo in in diretta. terzo appuntamento con M9, la Fondazione Pellicani, per parlare di storia del comunismo italiano a 100 anni dalla fondazione del Partito Comunista d'Italia. Lo facciamo in questo terzo appuntamento con Claudio Petruccioli, Nicola Pellicani, Sofia Ventura e Paolo Franchi. Io sono Livio Carrer, uno dei curatori del Museo M9. Vi porto i saluti del direttore scientifico Luca Molinari, che aveva condotto il precedente appuntamento. Oggi siamo in diretta per presentare due nuovi libri usciti da poco. E i due libri hanno un impianto ben diverso tra loro, ma in qualche modo sono complementari ed entrambi importanti nell'interpretazione, nella ricostruzione della storia del comunismo italiano nel Novecento, che M9 e la Fondazione Pellicani stanno portando avanti in questi giorni. Il libro di Paolo Franchi, Il PC e l'eredità di Turati, pubblicato dalla nave di Teseo un mese fa, è un pamphlet storico-politico sul peso e sullo spazio della cultura riformista all'interno del comunismo italiano, a partire dalla celebre profezia di Barbanera pronunciata da Turati a Livorno proprio in quel fatidico 1921, quando il vecchio leader riformista disse alla corrente scissionista comunista: voi sarete forzati a vostro dispetto, ma dopo ci verrete perché siete onesti con convinzione a percorrere completamente la nostra via, a percorrere la via dei social traditori, e questo lo dovrete fare perché questo è il socialismo, che è solo immortale, che è solo quello che veramente rimane di vitale in tutte queste nostre beghe e diatribe. Franchi ricostruisce i passaggi in cui nel PC riemergono, un po' dissimulati, gli elementi di cultura riformista, con Togliatti in particolare, sotto la scorza fredda e cinica dello stalinista forgiato negli anni 30 a Mosca, e poi con Berlinguer quando la lunga marcia di avvicinamento al governo del PC può dirsi conclusa. E il partito si troverà ad un bivio storico, decisivo in merito all'adesione alle ragioni del riformismo socialista di quanti appunto erano stati chiamati, come ricorda Franchi, riprendendo Turati, i social traditori. Il libro di Macaluso e Petruccioli, Comunisti a modo nostro, storia di un partito lungo un secolo, pubblicato da Marsilio da pochi giorni, è invece un dialogo molto intenso e ragionato tra due ex dirigenti di primo piano del PC degli anni della Repubblica, appartenenti però a due generazioni diverse del gruppo dirigente e perciò molto fecondo. L'impianto del libro segue la cronologia della storia del PC e ad ogni stazione, ad ogni tornante della vicenda, i due autori si confrontano sulle ragioni individuali e storiche delle scelte compiute, dimostrando di avere posizioni spesso anche contrastanti. In questo senso il volume richiama l'impianto di un altro celebre libro di qualche anno fa, Il silenzio dei comunisti, che intrecciava le memorie e le interpretazioni di Vittorio Foa, Alfredo Raipin e Miriam Maffai. Le presentazioni di oggi ci permettono di affrontare un tema che era ancora rimasto fuori dalle ricostruzioni dei due incontri che abbiamo avuto in precedenza, vale a dire il rapporto tra comunismo e socialdemocrazia, tra massimalismo e riformismo, ossia tra campo socialista e mondo capitalista. L'intento è di riflettere sul mancato approdo socialdemocratico del PC tra anni 80 e 90, sulle ragioni e quei nodi identitari, in altre parole, di un'evoluzione culturale e politica che nel PC stava maturando al suo interno dopo la morte di Moro e la fine della solidarietà nazionale, quantomeno in alcune delle sue componenti, non tutte evidentemente, ma che per molti motivi, di cui spero diremo nella nostra chiacchierata, non ha trovato la forza di trovare lo sbocco, la luce del sole, rimanendo solo allo stato di opzione politica o di tentazione, come scrive Petruccioli. Entrambi gli autori, nostri ospiti, hanno militato nel PC per un tratto della loro vita. Più breve per quanto riguarda Paolo Franchi, che dopo aver compiuto il suo apprendistato politico nella Federazione Giovanile Comunista tra anni 60 e 70 approda a Rinascita, il settimanale culturale fondato da Togliatti, che lascerà poi all'inizio degli anni 80 per intraprendere la carriera di cronista politico. Più lunga per quanto riguarda invece Petruccioli l'esperienza dentro il PC. Dopo essere stato segretario della FIGC ha compiuto il suo cursus honorum nel partito, fino a raggiungere l'organismo di direzione nell'87 e seguire quindi il segretario Occhetto da vicino negli anni della svolta, e poi fino al 93, che nella sua interpretazione è uno spartiacque decisivo nella maturazione politica dei post-comunisti.
Come sapete, il terzo autore, Emanuele Macaluso, ci ha lasciato invece da pochi giorni, era stato presidente onorario anche della Fondazione Pellicani. Io chiederei quindi in apertura della nostra chiacchierata a Nicola Pellicani, di prendere la parola e dire anche qualcosa sia sul tema della nostra chiacchierata, ma anche su Macaluso stesso. Sì, grazie Livio. Beh, intanto vorrei ringraziare di questa opportunità M9, perché è un'occasione per risaldare il rapporto tra il Museo del Novecento e la Fondazione Pellicani, che comprende tante altre iniziative, tra cui il Festival della Politica, che il prossimo settembre ci auguriamo possa tornare a rianimare le piazze di Mestre, che tutti i relatori presenti tra l'altro conoscono. E voglio ringraziare anche i relatori, la professoressa Sofia Ventura, Claudio Petruccioli, Paolo Franchi, che mi fa piacere siano qui con noi oggi, anche perché non solo anche loro hanno conosciuto, sono venuti in più occasioni agli incontri della Fondazione Pellicani, ma erano legati anche da un rapporto di amicizia, da un rapporto politico con mio padre, a cui è intitolata la fondazione. Ovviamente mi fa particolarmente piacere poter ricordare in questa occasione anche Emanuele Macaluso, che, come ricordavi, era presidente onorario della fondazione, è stato con noi un sacco di volte, controllavo prima, ha partecipato mi sembra una quindicina di incontri in questi 14 anni di vita della fondazione. C'era anche il giorno dell'inaugurazione, proprio 14 anni fa, il 27 marzo del 2007, con Giorgio Napolitano, quando l'abbiamo inaugurata. Certo, io non voglio qui adesso ricordare, avremo occasioni, io penso già durante il Festival della Politica, in cui dedicheremo uno spazio, il ricordo in memoria di Emanuele, una persona per me speciale, come lo è stata per Paolo, per Claudio, ma io qui credo che questa è l'opportunità e il modo migliore per ricordarlo al fuori della retorica, della memorialistica, è proprio un incontro come questo, no? Di merito, su un libro che tra l'altro uno lo vede anche coautore, e con il libro di Paolo, con cui ha avuto un lunghissimo sodalizio, anche editoriale, no? Le varie esperienze che hanno fatto assieme. Credo che ricordarlo in questa occasione, in cui proprio il centenario della nascita del Partito Comunista, tra l'altro lui se n'è andato proprio 2 giorni prima della ricorrenza, è sicuramente un modo bello per parlare di Macaluso. Per affrontare, i libri affrontano tante delle questioni che erano al centro delle riflessioni, dei pensieri di Emanuele, anche nel corso di questi ultimi anni. Ho avuto l'onore anch'io di fare tante chiacchierate con lui su uno dei temi fondamentali, insomma, di questi 2 libri, che è proprio quello che citavi tu, cioè del rapporto tra comunismo e socialdemocrazia, cioè la storia del Partito Comunista e tutti gli appuntamenti anche mancati, no, con la storia di questo incontro mancato, che, come ricorda nel suo libro Paolo Franchi, La profezia di Barbanera, no, che si avvera nella sostanza, però non si riesce poi a dar vita, no, a quello che tanti all'interno anche del Partito Comunista, ma non solo, auspicavano, no, quel partito socialdemocratico, quel partito socialista di stampo europeo che, come sempre Paolo dice proprio nelle ultime righe del suo libro, non ha mai preso forma in Italia. Ecco, questa è una questione di cui si discute da anni, ma che ci sono vari spunti, secondo me, di grande interesse nei 2 libri che discutiamo stasera. Il Partito Comunista, che voglio solo, insomma, per chi ci ascolta, ricordarlo brevemente, dalla svolta di Salerno nel 1944 in poi diventa un partito di massa
e che diventa nel corso di tutto il secondo Novecento una delle architravi della Repubblica e della democrazia italiana. Dalla lotta alla resistenza alla scrittura della Costituzione, a tutti i grandi appuntamenti, no? Con la storia che ci sono stati nel corso del secondo Novecento, il PC è stato, pur partito sempre d'opposizione, ma uno dei pilastri della storia della nostra Repubblica, della storia democratica della nostra Repubblica. Dall'altro quello che Paolo chiama la doppia appartenenza, sempre tenendo intatto però il legame sicuramente fino agli anni 80 con il comunismo e con l'Unione Sovietica in particolare. Io credo che anche leggendo, la faccio breve perché poi voglio appunto ascoltare la professoressa e i due autori dei libri, è interessante vedere come però il PC, la generazione di Macaluso da un lato, che significa la generazione appunto dei Reichling, di Berlinguer, Ingrao, cioè restituisce alla generazione, consegna alla generazione di Petruccioli, che è quella successiva, che è quella anche di mio padre in qualche modo, anche se era un po' più vecchio di Claudio, il partito con questa grande questione ancora irrisolta, no? E che questa cosa andrà avanti fino alla fine del partito, fino a quando anche c'è nel libro che ha scritto, che abbiamo presentato un paio di settimane fa, di Fassino, sempre sul centenario, sulla storia del PC, c'è un passaggio in cui cita Petruccioli, che al Comitato Centrale, credo quello successivo alla Bolognina, in un intervento Petruccioli dice: beh, in fin dei conti non eravamo più comunisti da un pezzo, e Natta ancora lo rimprovera dicendo: no, parla per te, nel senso che ancora era ben viva e presente, no, questa appartenenza, questa doppia appartenenza, no? Questa doppia appartenenza che alla fine non consentirà in Italia di dar vita a un partito di stampo socialdemocratico come c'è in tante parti d'Europa. Il PC ha sempre scelto una terza via. Forse io mi sono formato, ma forse di idea, leggendo anche questi due libri, che sarebbe stato forse impossibile, vista l'evoluzione che ha avuto il PC e che ha avuto il PSI, un momento di incontro. Ma questo, insomma, mi piacerebbe sentirlo appunto dagli autori, e do la parola intanto, restituisco a Livio per la prosecuzione del dibattito. Sì, grazie Nicola. Io riprenderei i tuoi spunti per appunto fare un primo giro a partire dalla professoressa Ventura proprio su questi temi del rapporto tra PC, socialdemocrazia e terza via. C'è una domanda, tra l'altro, che Macaluso si pone a Petruccioli, a tutti i lettori, se ci sia stata una responsabilità per il fatto che la sinistra in Italia poi si sia rattrappita nel modo che vediamo, se ci sia una grossa responsabilità per l'involuzione della democrazia e del panorama politico italiano, per il suo degrado che qui assistiamo oggi. Cioè, parlare ancora di storia del comunismo adesso quindi ha una sua utilità, ha una sua funzione, professoressa? Sì, innanzitutto buonasera a tutti e grazie davvero dell'invito. Ho letto con grande interesse entrambi i libri, faccio una brevissima premessa, e li ho letti ovviamente con una prospettiva particolare di qualcuno che non ha mai fatto parte neanche in gioventù di quella storia, e anzi, diciamo, è cresciuta con da un'altra parte. Io quando ero ragazza ero nella gioventù liberale e passavo i pomeriggi, ricordo, a discutere all'università con i miei compagni di università della FIGC, e quindi un po', ancora, diciamo, leggendo un po' questi libri, dentro di me tutto sommato continuavo, mi sono ritrovata, no, in queste discussioni che facevo allora. Devo dire che ho trovato
davvero importanti questi due libri, perché comunque restituiscono la complessità del tema, della storia del Partito Comunista Italiano, e permettono anche di andare al di là di visioni semplicistiche, stereotipiche, pregiudizi che sicuramente io stessa posseggo e mi sono misurata quindi anche con questi stereotipi sulla vicenda comunista. Alcuni pregiudizi li ho mantenuti, ma e quindi diciamo appunto, credo che davvero costituiscano entrambi una lettura molto utile e anche molto provocatoria. Paolo Franchi, che in qualche modo cerca di sviluppare questo filo del riformismo e della presenza in qualche modo di Turati, che ritrova in tanti momenti della storia del Partito Comunista. Questa è sicuramente una provocazione. Parlavo con un amico giornalista, diciamo socialista, e mi ha detto che appunto era stato turbato da questa provocazione, però era intenzionato proprio a leggere il libro perché voleva approfondire, così come il dialogo tra Claudio Petruccioli e Emanuele Macaluso, che ho trovato insomma affascinante innanzitutto proprio dal punto di vista umano e intellettualmente molto stimolante, tant'è che ho provato delle strane sensazioni leggendo appunto questo dialogo, perché da una prospettiva liberale, diciamo, mi trovavo via via più d'accordo con l'uno o con l'altro in questo percorso. È stata specialmente poi nella parte finale del dialogo, dove vengono un po' tirate le somme. Poi concluderò proprio anche dicendo dove mi sono trovata più d'accordo con l'uno o con l'altro in questa parte finale. Veniamo invece alla questione centrale, no, della nostra discussione, che poi è centrale di tutta questa vicenda storica. Premetto, io credo che la storia della sinistra italiana, del Partito Comunista Italiano, il fatto che l'Italia abbia avuto una sinistra dominata da un grande partito comunista e non da un grande partito socialista, sicuramente è una cosa che ha cambiato la storia italiana. Poi possiamo discutere in che modo e dare una valutazione, e oggi ancora pesa. Diciamo, questo ne sono abbastanza convinta. Tutto sommato nella mia disciplina, nella scienza politica, questa è una grande distinzione che si fa nelle analisi che si fanno sui sistemi di partito europei, no? La differenza tra quei sistemi di partito che hanno avuto grandi partiti socialisti e quelli che hanno avuto grandi partiti comunisti, perché il fatto di aver avuto grandi partiti comunisti, in particolare noi e francesi, ovviamente ha cambiato un po' appunto il percorso per un tratto, nel nostro caso per un lungo tratto, di questi sistemi politici. Sulla questione appunto della socialdemocrazia, c'è un'altra parola in realtà che ricorre molto in entrambi i libri, anzi che è fondamentale in entrambi i libri, che è riformismo. Quindi in realtà la questione non è soltanto comunismo e socialdemocrazia, ma comunismo, riformismo e socialdemocrazia, dove al concetto di riformismo a me sembra che in realtà venga data una connotazione che rimane ambigua. In realtà tutti e due i libri mantengono questa connotazione che rimane ambigua, ma forse proprio perché l'oggetto è ambiguo, quindi non perché gli autori l'hanno trattato in modo ambiguo, perché in realtà, e questo riguarda tra l'altro non soltanto l'esperienza comunista ma anche l'esperienza socialista, cioè il riformismo perché se da un lato la socialdemocrazia è l'accettazione comunque del sistema democratico liberale, se vogliamo dire anche della democrazia borghese, il riformismo non è la completa accettazione, nel senso che rimane diciamo indefinito l'obiettivo finale, cioè se il riformismo comunque deve continuare a muoversi dentro al contesto liberal-democratico oppure punta poi in prospettiva a un cambiamento. E tra l'altro appunto ho appreso molto da questi libri, perché ho appreso che in fondo questa ambiguità è molto presente anche all'interno del socialismo non massimalista, appunto riformista.
Quindi questo è il primo punto ed è molto importante, perché se noi vogliamo parlare poi di quello che accade dopo, dell'eredità, noi vediamo che la scelta che viene fatta, terminologica, che però poi credo non nasconde, ma esprime una realtà, la scelta che viene fatta nel post-comunismo, quindi dal PDS in poi, e in particolare poi con le esperienze dell'Ulivo fino ad arrivare al Partito Democratico, è quella di unire i riformismi. Non è una scelta socialdemocratica. In fondo Paolo Franco dice molto chiaramente al termine del libro, no? In Italia un partito socialista e socialdemocratico non c'è mai stato e fino ad oggi non c'è mai stato. E l'occasione poteva esserci quando appunto il Partito Comunista con la Bolognina, Occhetto, decide insomma il passaggio, la trasformazione, però questa trasformazione non vuole essere socialdemocratica. E quindi in qualche modo a me sembra che i motivi credo che stanno molto anche nella storia, no? Nella storia, forse non voler ammettere un errore di decenni prima, e addirittura io ricordo quel momento, ricordo quel periodo, in particolare non quello ricordo anche quello immediatamente dopo la fine del PC, ma in particolare il periodo dell'Ulivo e della nascita del Partito Democratico, dove addirittura l'idea della socialdemocrazia veniva rifiutata perché addirittura veniva considerata obsoleta, superata, in nome di appunto del riformismo, dell'unione dei riformismi, che però è sempre rimasta una cosa molto ambigua, e addirittura si è preferito prendere quasi a modello il partito americano, il Partito Democratico americano, piuttosto che non la tradizione socialdemocratica europea. E devo dire che questa cosa mi ha sempre molto, molto lasciata perplessa, proprio perché comunque se parlo di socialdemocrazia so molto bene che cosa si intende, penso anche a degli esempi concreti, penso ai paesi scandinavi, all'esempio della Svezia, oltre che a quello tedesco, e conosco più o meno le politiche che sono state fatte nei paesi socialdemocratici, quindi mi è molto chiaro che cosa voglia dire socialdemocrazia. Cosa voglia dire riformismo continua tutt'oggi a essermi meno chiaro, e quindi è anche, diciamo, questa è una provocazione che porto ai due autori. Peraltro a questo proposito, un'altra osservazione che viene spesso fatta, proprio, e che anche si ritrova nei due testi, è che in fondo il Partito Comunista è sempre stato riformista. Ora, essendo così ambiguo il concetto, può essere come può non essere. Allora però su questo pongo un'altra domanda ai due autori, quindi una provocazione. Fu davvero riformista l'esperienza del Partito Comunista Italiano? E qui mi rifaccio a cose molto concrete, a politiche pubbliche. Sentite male? Mi sentite? No, perfettamente, continui pure. Ok, no, avevo sentito, chiedo scusa. Allora pensavo, nel 1962 l'Italia vara, cosa eccezionale, una delle più avanzate riforme della scuola media inferiore, i primi in tutta Europa, no? Siamo arrivati i primi della Svezia addirittura in questo campo, prima e ultima volta. Il Partito Comunista vota contro. Vota contro per una posizione che potremmo definire massimalista, cioè la presenza del latino in terza media era considerato comunque il mantenimento di una scelta di classe, e quindi almeno, diciamo, stando per esempio ai discorsi che vengono fatti in Parlamento, e quindi si rifiuta. La scuola media professionale, che è il grande handicap della scuola italiana tutt'oggi. La scuola media professionale, anche qui vediamo che c'è un atteggiamento massimalista del Partito Comunista che rifiuta lo sviluppo fatto in un certo modo della scuola media professionale, perché anche qui si dice se no rimane scuola
di classe. Lo Statuto dei lavoratori, contro il quale, se non sbaglio, il Partito Comunista vota. I diritti, aborto e divorzio, ci arriva tardi diciamo con qualche difficoltà. Poi ci sono altri esempi che potrebbero essere a contrario, il sistema sanitario nazionale, però quello che voglio dire è che la storia italiana, la storia concreta anche delle politiche fatte in Italia, delle prese di posizione, ci lascia qualche dubbio su questo atteggiamento riformista. Quello che può farci parlare del riformismo è invece proprio la scelta di Togliatti, no? La scelta di Togliatti di stare comunque, non aveva altre opzioni comunque, ecco, questo bene ricordarlo, però di stare comunque dentro alla democrazia e di costruire un qualche cosa che diciamo che consentisse comunque al Partito Comunista di contare in Italia e rispettando, non solo rispettando le regole della democrazia, ma ovviamente diventando partecipe, protagonista della Costituente, quindi della Costituzione, facendo della Costituzione un punto di riferimento fondamentale. Però ecco, quello che a me appunto che tutto sommato anche i due libri poi mi hanno restituito, è il fatto che questo Partito Comunista possiamo definirlo riformista nella misura in cui ha accettato il gioco democratico e ovviamente ha portato anche le masse che lo seguivano ad accettarlo, su questo non c'è dubbio. Però al tempo stesso ha mantenuto la famosa doppiezza togliattiana, che però è rilevante per un funzionamento di un sistema politico, perché ha cercato forme di compromesso per avere un ruolo nel sistema politico italiano, ma al tempo stesso ha sviluppato, perdonatemi il termine un po' abusato, una narrazione per decenni che ha contribuito a polarizzare il sistema politico italiano. Quando Giovanni Sartori parla del sistema di pluralismo polarizzato, che appunto costruisce sulla base del funzionamento della Prima Repubblica italiana, che è di per sé un sistema disfunzionale perché bloccato e con grandi presenza di elettori al centro, ha proprio in mente questa polarizzazione legata ovviamente alla presenza di un grande partito comunista. Quindi il doppio binario ci si potrebbe chiedere quanto abbia aiutato allo sviluppo di una cultura politica riformista, a sinistra in particolare, poi appunto moderata, non massimalista, perché comunque questo doppio binario è sempre esistito. Cerco di andare, di concludere, poi magari altre cose le riprendiamo. Però appunto, diciamo, la mia grande perplessità è la natura di questo riformismo, che a mio avviso rimane fortemente ambiguo, l'impatto che comunque ha avuto anche sull'opinione pubblica, sulla cultura politica di questo paese e quindi poi l'impatto che ha avuto nella fase successiva, no? Volevamo ragionare sugli anni 80 e 90, quindi il rifiuto di essere socialdemocratici, che forse avrebbe dato una visione più chiara di quello che poteva essere la sinistra dopo la fine del Partito Comunista, una visione che ancora non c'è, no? Questo poi è un po' il paradosso. E infatti appunto, quindi chiudo sul dialogo finale tra Claudio Petruccioli e Macaluso, che mi ha molto colpito, come tutto il libro, devo dire, mi ha molto affascinato, ma appunto questa parte finale mi ha molto affascinata perché Macaluso difende in qualche modo l'idea che era quella la sua all'epoca, cioè di un approdo socialdemocratico. Mi sembra che Claudio Petruccioli invece difenda di più l'idea di un incontro tra i diversi riformismi. La critica che Claudio Petruccioli fa a Macaluso è, in fondo tu poi parli di socialdemocrazia avendo in mente comunque
il Partito Comunista, che socialdemocratico in realtà non è mai stato. Cioè, quindi in realtà tu, parlando di un approdo socialdemocratico, vorresti, diciamo, avresti voluto salvaguardare una continuità con il vecchio Partito Comunista. Forse sì, nella mia lettura invece poteva essere proprio una adesione, anche se un po' forse tardiva, a un modo di essere che tuttora ha un senso, a mio avviso, del socialismo europeo. Mentre appunto la questione dei riformismi, e tra l'altro la questione dell'unione dei riformismi tocca un'altra questione molto importante, perché in tutta questa storia c'è il rapporto col governo. Questo è un altro tema molto importante che viene toccato. L'unione dei riformismi appare un po' come tutto sommato l'esito di una condanna, la condanna di non poter governare da soli, che invece poteva esserci nell'approccio socialdemocratico, per cui alla fine i post-comunisti non vanno a governare da soli, ma hanno bisogno della sinistra democristiana. Ecco. E forse anche qui c'è Berlinguer, ovviamente c'è Berlinguer, e poi c'è anche il partito nuovo di Togliatti. Quindi appunto la mia provocazione, forse essere socialdemocratici sarebbe stato più nel momento in cui si voleva creare una nuova sinistra dopo il PC, poteva essere forse più innovativo in realtà che non cercare di mettere insieme i riformismi. Qui mi taccio. Mi pare però che ha detto cose importanti, gli stimoli sono molti. Io comincerei un primo giro da Petruccioli e poi Franchi. Aggiungerei, come dire, che su tutti questi temi aleggia l'altra grande categoria della democrazia, di quale fosse la considerazione di quale democrazia si intendesse nella cultura comunista. Petruccioli, vengo da lei. Allora, io ero incerto se fare il mio intervento con un taglio storiografico o con un taglio più, diciamo, teorico, per non dire ideologico. E sono trascinato su questo secondo terreno e cerco di essere molto schematico. Qualcuno ha acceso il microfono perché mi ritorna la mia voce attraverso il microfono. Se mentre parlo chiudete il microfono è meglio, così io non sento la mia voce che mi ritorna. Grazie. Allora, la citazione che è stata fatta dal libro di Fassino, Natta, che dice parla per te. Questo avveniva nel 1989. Le registrazioni, la cosa del libro con il libro di Macaluso, come avrete visto, si conclude, per quanto mi riguarda, dopo più di 30 anni, con il fatto che io dico, sono d'accordo con Salvatore Veca, che dopo aver scritto all'epoca della svolta e della caduta del muro insieme con Michele Salvati un articolo noto, credo che lo abbia, no, non l'ha messo, no, non era più a Rinascita Paolo Franchi, non l'ha messo in pagina lui, ma se lo ricorda. Era un articolo prima che cadesse il muro nell'estate del 1989, in cui i due sostenevano che si dovesse cambiare il nome del PC e il titolo fu Se non ora quando, il titolo dell'articolo. Salvatore Veca dopo molti anni ha riflettuto, ha detto io ho fatto quell'articolo pensando, come pensavo io, che il Partito Comunista non fosse più ormai un partito comunista davvero, poi cosa fosse da definire. E dice Veca invece no, penso che il Partito Comunista è sempre restato a suo modo un partito comunista. E io sono d'accordo dopo 30 anni e più con Salvatore Veca, quindi diciamo il mio e se devo fare così, metto un po' di provocazioni di attualità, e se devo essere confermato
in questa cosa, in questa convinzione, mi basta di leggere e di assaporare la cultura politica di Goffredo Bettini, che analizza la situazione italiana di oggi e affronta i problemi esattamente con la stessa cultura politica, lo dico con grande rispetto, che è stata dominante nel Partito Comunista Italiano e che era originalissima fra i partiti comunisti, ma che era una cultura politica conseguente dal fatto che quello era e voleva restare un partito comunista, sia pure in modo originale, come più volte diceva, ha detto e sottolineato Enrico Berlinguer e anche altri, a cominciare da Togliatti, che addirittura usò, come ricorda Paolo Franchi, la metafora della giraffa, dello strano animale, no? Che tutti dicono ma come fa ad esistere? E invece esiste. E è tanto vero che era stato un partito comunista che, per esempio, non è vero, non è vero, Carrer, che con Berlinguer la lunga marcia di avvicinamento al governo, così tocco il problema governo, si fosse conclusa. No, non si è mai conclusa la lunga marcia di avvicinamento al governo del Partito Comunista, perché altrimenti le cose sarebbero andate diversamente da come sono andate. Non è vero che si è, che si è, e perché? Ecco, qui io me lo sono messo da parte perché sapevo che mi sarebbe venuto buono da leggere. Come rispondo alle osservazioni fatte da Sofia Ventura? Rispondo citando dei pezzi, pensate, vecchissimi, di un articolo che io pubblicai a febbraio del 1995, discutendo con Giorgio Napolitano, che aveva scritto un articolo io lo pubblicai sull'Unità, lui l'aveva scritto su Repubblica, che tocca esattamente le cose di cui stiamo discutendo. Abbiate pazienza. Io dico a Giorgio Napolitano: ma qual è il deficit di cui soffriva il PC e che bisogna ancora colmare? Siamo nel 95. Non credo sia un deficit di socialdemocrazia. Se per socialdemocrazia ha da intendersi, credo correttamente, un'idea di società orientata dallo Stato per contrastare l'ingiustizia sociale prodotta da strutture e culture classiste. Se questa è stata la funzione della socialdemocrazia in Europa occidentale, il PC l'ha svolta per intero e con indiscutibile efficacia. Il deficit storico del PC è stato un altro, è stato un deficit non rispetto alla socialdemocrazia, ma rispetto alla democrazia tout court, o, se si vuole, alla liberal democrazia. Il PC, lo sappiamo, è stato soggetto fondatore e costitutivo della democrazia italiana, ha difeso e promosso conquiste essenziali di libertà, ma non è riuscito ad essere strumento pienamente agibile di una dialettica democratica interamente libera, compiuta. È stato compartecipe e corresponsabile di un sistema bloccato, senza ricambio, senza alternativa. Qui avrei potuto citare il professor Sartori a sostegno di questa cosa. Per completare la svolta, perché era questo il titolo dell'articolo di Napolitano, completare la svolta, non abbiamo più da fare i conti con il comunismo, con la sua ideologia, con i suoi echi lontani. Dobbiamo invece farli con alcuni elementi fondamentali della cultura e della pratica politica del PC, del Partito Comunista Italiano, non del comunismo in generale. Questa cultura e questa pratica che dobbiamo superare si esprime soprattutto nella insistenza con cui siamo chiamati a riconoscere la necessità di un'area di centro oltre i confini della sinistra, fra virgolette, area di centro oltre i confini della sinistra,
perché era un'espressione che io prendevo dall'articolo di Giorgio Napolitano con cui stavo discutendo. Anche Napolitano pone qui l'accento, perché non era solo Berlinguer, non era solo Togliatti, nel PC eravamo tutti che abbiamo posto l'accento su questa cosa. Che vuol dire? Che una forza della sinistra debba fissarsi dei limiti oltre i quali esistono spazi di consenso non conquistabili? Attenzione, questo è il problema. Bettini, nell'articolo che ha scritto l'altro giorno, ma dice: ma certo, ma che venga, è essenziale una gamba che raccolga i moderati e i liberali che non sono della destra, che è essenziale per essere alternativi alla destra sovranista. È lo stesso ragionamento, è sempre quello. Ma questo, il mio punto è questo qui, eccolo l'irrisolto nocciolo comunista del Partito Comunista Italiano. Questo equivale a dichiarare che esistono problemi rilevanti per il governo del paese e quindi per la conquista della maggioranza, rispetto ai quali la sinistra, o almeno la sinistra che abbiamo in mente noi, è inabilitata o incapace. In un sistema proporzionale e contrattualistico così si può anche sopravvivere. In un sistema maggioritario, che era quello che c'era allora, le cose, una sinistra siffatta non riuscirà mai ad esprimere la coesione e la forza di attrazione necessaria per vincere e governare. Non è il problema dei vari di fare un fascio dei diversi riformismi, no. Il riferimento è la coerenza e la possibilità di vittoria in un confronto aperto per governare il paese. E concludo. Faccio osservare a Napolitano che le grandi socialdemocrazie che operano in sistemi bipolari, quando perdono, quando hanno difficoltà a conquistare consensi verso il centro o anche nella sinistra, non si ritraggono a presidio dei loro presunti confini, auspicando l'iniziativa di un altro soggetto politico che riesca là dove esse si ritengono inibite ad agire, per poi creare l'alleanza, ma si pongono invece il problema di cambiare culture, programmi e leadership. Allora, qual è il punto per cui questa cultura politica ha a che fare con il perdurante comunismo che resta nel PC e che resta ancora oggi in quelli che vengono dal PC, che hanno fatto non è vero che l'occasione poteva essere, magari, cara Sofia, se posso permettermi, l'occasione avrebbe potuto essere quella della svolta, per cui se si diceva adesso che non c'è più il comunismo reale, allora noi possiamo tranquillamente definirci socialdemocratici. No, quello era un modo per non affrontare il problema, perché anche il Partito Comunista, questo io mi sento di dirlo oggi, dopo una lunga fatica che dovrà ancora durare, uno dei momenti di questa fatica è stato il lavoro degli ultimi 2 anni, pieno di affetto ma anche di spietatezza intellettuale da parte di tutti e due, che Emanuele ha voluto fare con me. No, noi dobbiamo ancora, noi che veniamo da quel partito, prima ancora di spiegare che cosa vogliamo essere di nuovo, dobbiamo spiegare perché non siamo più e riteniamo di non poter, di non dover essere più uguali a quello che siamo stati con il Partito Comunista Italiano. Questo è il primo passo che ancora non è stato fatto, neanche con la svolta l'abbiamo fatto. Siamo stati presuntuosi,
abbiamo pensato di essere fuori dalla storia del comunismo, per cui una volta che non c'era più l'Unione Sovietica noi eravamo finalmente liberi di volare. No, no, non è così. Il piombo ce l'abbiamo ancora addosso, ed è questo il tragitto che abbiamo fatto, con conclusioni diverse, ma insomma che poi abbiamo, con una convergenza alla fine che abbiamo fatto con Emanuele, perché non è casuale che quello che viene dopo sia conseguenza di quello che c'è stato prima. E allora eccola la connessione, se posso permettermi, anche questo sono poche righe e termino. Delle cose storiche parlerò semmai, delle storiografiche, in un secondo momento. Il PC è stato un luogo di identificazione per milioni di persone, ha rappresentato parti di società oltre i confini della classe operaia, ha svolto un'essenziale funzione nazionale, è stato determinante nel costruire la coscienza democratica e civile degli italiani, ha raggiunto una grande capacità di raccolta elettorale, ha pesato in modo decisivo nei governi locali e regionali, ha svolto una funzione di promozione, di riforme e di difesa di libertà che addirittura lo può assimilare non solo a un partito socialdemocratico ma anche a una forza di tipo liberale. Ma quel grande partito, con tutti i suoi meriti, ha impedito che la parte maggiore della sinistra potesse governare, potesse misurarsi con il governo. Per farlo bisognava liberarsi dal vincolo con l'URSS, dal mito della rivoluzione d'ottobre e aprirsi alla convergenza con i socialisti. Questo non è avvenuto. Chi è? Tu, Carrera, avevi... Io sono abbastanza aspro nei miei pensieri in questo molto momento. Molto chiaro. Nei miei pensieri, giusto. anche perché lo faccio per rispetto ai 30 anni in cui sono stato in quel partito, che non sono stati dei giri di valzer, no, li ho vissuti e li ho vissuti con consapevolezza crescente anche dei limiti. No, tu hai citato il silenzio dei comunisti. Pensa che io, quello di Foa, Raiklin e Miriam Afai. Miriam Afai, chiedo scusa. Io scrissi a Vittorio Foa dopo aver letto quel libro e gli dissi: io degli altri che conosco non mi sorprendo, ma anche tu però ti sei in questo libro, tutto sommato, il silenzio dei comunisti continua. Pensa che in quel libro dei tre, soltanto Miriam Afai parla del 56 e dell'Ungheria. Gli altri non ne parlano. E Miriam ne parla poi, diciamo, come momento di vita vissuta, come momento di difficoltà particolare, non come uno dei nodi cruciali, come per esempio invece con il libro con Macaluso certo. facciamo adesso. Ecco, io questo è quello che volevo dire sulla questione del PC e dell'identità socialdemocratica. No, il problema c'è oggi ancora, perché la forza e la diffusione di quell'esperienza e la connessione con la storia italiana e con la storia del socialismo italiano, così apro la finestra sull'intervento storiografico che, se avrò tempo, lo farò dopo, di quel partito è talmente grande che pesa ancora oggi. Ancora oggi l'idea della sinistra di cui ha bisogno l'Italia si rifà a quell'archetipo, all'archetipo del Partito Comunista Italiano, ancora oggi, perché quell'archetipo è molto forte, ma se si vuole andare a fare i conti con il problema di oggi,
bisogna vedere non solo come è stato fatto largamente anche nel corso di questo centenario i motivi della forza del PC, ma bisogna scandagliare e mettere in evidenza le ragioni della debolezza e delle impotenze del PC, e ciascuno di noi che c'è stato deve spiegare a se stesso prima di tutto e poi anche agli altri perché di fronte a quei segni che diventavano sempre più evidenti di debolezza e di impotenza e di contraddizione, tutto sommato perché si è adattato nel migliore dei casi. Perché? Perché evidentemente c'era qualche cosa di più importante a cui attribuiva più importanza di quanto per esempio si dovesse attribuire alla necessità di costruire una sinistra capace di battersi per conquistare il governo del paese. C'era qualcosa di più importante. Molto chiaro, molto chiaro. Grazie. Tra l'altro, giusto citare appunto anche un altro libro che lei ha recentemente rieditato, aggiornandolo al rendiconto, ecco, sempre pubblicato per la nave di Teseo che ci sta seguendo. Franchi, vengo da lei, immagino, come dire, le sollecitazioni sono moltissime. Da che punto le vogliamo prendere? Accenda il microfono. Ora si sente, sì. Perfettamente. Sì. Ecco. Allora si possono prendere da tanti punti di vista. Io lo prenderei da una questione che vedo adesso. Una signora che è collegata con noi ci sta sentendo e che scrive una cosa di cui non si è detta, fin qui si è parlato poco, perché si è un po' identificata la sinistra e il PC, che insomma non è vero, ecco, non è storicamente vero. La signora che si chiama Elda Pelosi, che ora dice bravo Petruccioli, sono d'accordo con lei e parzialmente mi associo, dice però che, diceva prima, che la questione, la vera grande questione irrisolta è quella del rapporto con i socialisti italiani. Non si può non fare una storia della sinistra italiana che sia solo la storia dei comunisti, e anche la evoluzione o non evoluzione verso un lido socialista, socialdemocratico. Paolo? Aspetto, mi si sente? È partito un attimo, c'è stato un vuoto per alcuni secondi. Riprenda pure. Mi si sente? Sì, adesso sì. No, adesso abbiamo riperso Franchi. Mi sentite? A tratti. Facciamo un tentativo ancora. Livio? Carrer? Eccoci, sì. Io ora la sento, Franchi. Anche io sento, Non No, si sente nulla? No, Sì, si Paolo, sente, si sente. provi ad andare avanti. Si sente? Perché io non vi vedo, vi vedo a tratti. Allora si sente, vabbè, allora vado avanti. E quindi credo che questo sia un aspetto molto importante della questione, e forse è per questo, insomma, che scrivendo questo libro mi è venuto in mente, insomma, di prendere questa storia contromano, controcorrente, dalla profezia di Turati, dal famoso discorso di Turati al congresso di Livorno del PCD. Questa è una questione che ha contato moltissimo,
e la cui mancata soluzione, che ha avuto caratteri diversi nei vari periodi storici, ha pesato moltissimo nella mancata trasformazione finale, compiuta trasformazione finale del partito comunista italiano. E qui si incrocia la questione del riformismo, che prima è stata giustamente posta da Sofia Ventura. Cioè, io non so se avesse ragione Cofferati, vi ricordate quando disse che riformismo è diventata una parola malata? So che è una parola a cui un concetto che può essere declinato nei modi più diversi. Per spiegarci, nella chiave in cui lo utilizzo io, che è un'opera comunque che cerca di ricostruire, come può farlo un giornalista politico appassionato di queste cose, che cerca di ricostruire però un processo storico più che di rispondere a questioni teoriche, la questione del riformismo si pone un po' avendo come riferimento un oggettino, insomma, che era un po' più complesso, che sicuramente non esiste più, che si chiamava il movimento operaio, che era una cosa molto definita, che aveva i suoi partiti, che nonostante tutto mantenevano un rapporto tra di loro persino quando ebbero collocazioni diverse rispetto al governo, e questo rapporto non lo ebbero solo negli enti locali, lo ebbero nella CGIL, lo ebbero nelle organizzazioni di massa, lo ebbero nel paese. Dobbiamo ricordare questa cosa anche per capire poi la lotta furibonda degli anni successivi. Qui a dividere di mezzo c'è una questione colossale, perché non ci sono solo i riformisti e i rivoluzionari. Io non ho né gli strumenti né una quantità di anni davanti a me sufficiente per occuparmene, però un tema che io troverei di grande interesse sarebbe lavorare su una categoria che è quella del massimalismo, che è un fenomeno larghissimamente italiano, che non ha, e mi riferisco anche proprio al congresso di Livorno, alla storia del partito socialista, ovviamente, perché il PC tutto fu tranne che massimalista. Però tra i riformisti, non potendo fare qui questa storia, perfino tra i riformisti e i rivoluzionari, ma badate che storicamente lo scontro tra riformisti e rivoluzionari nel movimento operaio, poi c'era un riformista liberale, c'era un riformista cattolico, ma questo è un altro discorso, con le loro connessioni, per carità, però è un discorso. La differenza verteva su un'altra cosa, non verteva sul fine, verteva sui mezzi, cioè lo stesso Turati non è mica Bernstein. Turati non dice mica che il movimento è tutto e il fine è nulla. Turati, che ci sia un altro ordine verso il quale bisogna storicamente muoversi e che quest'ordine si chiama socialismo, quindi passaggio a un'altra formazione economico-sociale. In Turati questo è fuori discussione. Lo scontro verte su tutt'altre questioni, verte sulla questione dell'uso sistematico della violenza, verte sulla questione della dittatura del proletariato, verte sulla questione della repressione di ogni forma di dissenso all'interno dello stesso partito bolscevico dell'Unione Sovietica. Quando Turati parla sono in corso i processi o sono appena
fatti i processi ai menscevichi e ai social rivoluzionari a Mosca in quel periodo lì. Quindi è uno scontro in cui la questione del riformismo, negata duramente dai comunisti, è questa questione qui, non è un'altra. Non è un'altra questione. Io voglio un socialismo che accumuli le sue forze, conduca le sue lotte, faccia le sue conquiste economico e sociale, cresca secondo una prospettiva evoluzionistica, come dice Turati, oggi un'organizzazione sindacale, domani una casa del popolo, dopodomani la cultura. Non credo che il problema non è quello della presa del potere, diciamo, come lo pensate. Questa è la differenza che lì corre. E badate che sarà così per molti anni ancora. Quando si fa il congresso, la grande assemblea costituente, per quella cosa poi tristissima che fu, per i suoi esiti, l'unificazione socialista tra i socialisti e i socialdemocratici, che è un discorso che sta assieme al centrosinistra per Nenni e per l'evoluzione autonomista del partito socialista italiano. Nel documento preparatorio il tema è come assicurare la transizione al socialismo, tra virgolette, la citazione. Quando si fa il congresso socialista, c'è già Craxi, segretario del partito, 1978, Torino, viene assunto dal congresso, il Craxi lo cita lungamente e lo rivendica nella sua relazione introduttiva, il famoso progetto socialista elaborato a Trevi, e c'è una commissione in cui c'è il fiorfiore dell'intellettualità socialista, in cui ancora una volta il problema, la polemica sui comunisti è fatta sul consociativismo dei comunisti, è fatta da sinistra nei confronti del partito comunista italiano. Io fui aspramente rimproverato perché, per essere andato inviato di rinascita al congresso socialista di Torino e aver parlato bene di queste cose qui, dicendo beh, ottimo, perché era un congresso, apro virgolette, alternativista, chiudo virgolette, non era un congresso, era contro il compromesso storico, non solo perché i socialisti stavano chiusi, comprensibilmente preoccupati per le loro sorti, là dentro, ma proprio era criticato da sinistra il compromesso storico. Il progetto a medio termine, che fu elaborato da Napolitano e da altri, che era una cosa che doveva favorire, era criticato quasi irriso da sinistra, dicendo ma vabbè, ma insomma, vi pare che rispetto alle questioni che si pongono sono queste quattro cosucce qui, insomma, quelle che una sinistra che vuole candidarsi a governare il paese deve porre. Quindi anche questo dibattito è stato molto più ricco, molto più complicato, eccetera, di quanto si sappia. E questa storia, queste complicazioni se le è portate appresso pure negli anni finali dello scontro tra Craxi, Berlinguer e via dicendo. Non sto dicendo che Craxi contestasse da sinistra Berlinguer, sto dicendo che questo è stato un grande tema. Rubo a Claudio Petruccioli, perché ne abbiamo parlato tante volte, una tesi che però condivido, che anche sulla mancata evoluzione in senso compiutamente socialista o socialdemocratico del Partito Comunista Italiano, forse ha pesato proprio paradossalmente una cosa in certi casi anche detta
non detta mai proprio fino in fondo, però con allusioni sempre più vicine, diciamo, al nocciolo della questione. E la questione era quella di chi diceva il vero partito, un grande vero partito socialista italiano già c'è e siamo noi. E siamo noi con questo rapporto con l'Unione Sovietica. E lo stesso Natta che dice a Petruccioli, parla per te quando Petruccioli diceva non siamo più comunisti. L'ho sentito io con queste orecchie alle mitiche frattocchie teorizzare più compiutamente di tutti questo concetto, anche precisando come eravamo andati oltre Gramsci, diciamo, in questa prospettiva. Questo che probabilmente anche è una cosa che i cinesi, quando polemizzavano con i sovietici, chiamavano sciovinismo di grande potenza. Questo sciovinismo da grande potenza forse ha avuto anche un suo peso nell'atteggiamento poi viceversa dei socialisti, perché su questo c'è una vecchia storiella, scusate se scendo di livello, ma le storie. C'era un vecchio giornalista dell'Unità che raccontava che lui negli anni 50, primissimi anni 50, aveva proprio un problema politico. E un giorno andò Ruggero Grieco, che era un autorevolissimo dirigente del Partito Comunista di allora, a fare l'assemblea all'Unità. E allora, alla fine, questo giornalista timidamente disse: scusa, io però ho un problema, compagno Grieco, che ti vorrei porre. Dimmi, mi dice Grieco. Ma perché noi e i socialisti, diciamo, ma insomma, siamo nel 51, 52. Sia noi che loro riteniamo che Stalin sia bravissimo. Tutti vogliamo il socialismo. Tutti cantiamo Bandiera Rossa e l'Internazionale. Tutti ci diamo del tuo e ci chiamiamo compagni. Ma cos'è che in fondo allora che ci differenzia? Perché siamo in due? Perché non siamo due corpi ed un'anima sola, diciamo? E Grieco disse: beh, sai, tu mi poni una questione molto complessa che meriterebbe, ci diceva sempre così, che meriterebbe una risposta molto più lunga, meditata. Però, ecco, se posso dirti proprio una cosa in sintesi estrema e anche un po' rozza, mi perdonerai, è questa qui. Cioè che i socialisti, la differenza qual è? È che noi il socialismo lo vogliamo, i socialisti no. E quindi l'idea poi, che è legata all'idea del vero partito socialista siamo noi, l'idea poi che il socialista sia nel migliore dei casi uno come te, però con la carne un po' più debole, diciamo, insomma. Per cui se si svincola da quella cosa che veniva chiamata temporibus illis l'unità di classe, diciamo, insomma, e va per fatti suoi, e ne può fare di tutti i colori, diventa una mina vagante, incontrollabile, una specie di pericolo pubblico. E questa cosa è rimasta, secondo me, il riferimento che facevo io è un riferimento a quello di Grieco, è un riferimento ad anni staliniani, diciamo. Ma come logica rimane in qualche modo fino alla fine. E anche perché la cosa che destò subito una
preoccupazione fortissima, perché quando ci fu il Midas, anno di Dio 1976, e all'epoca era poco più che una rivolta di colonnelli che fecero segretario quello che era il più debole in termini di rapporti di forza tra loro, sponsorizzata da Giacomo Mancini, che per l'occasione fu definito Craxi Driver, con l'idea che era talmente debole che in qualsiasi momento lo si poteva condizionare, ovviamente, e eventualmente anche rimuovere senza troppi problemi. Era un ragionamento sbagliato, eccetera. Ma io ricordo anche personalmente la preoccupazione spropositata rispetto ai rapporti di forza tra i due partiti, che all'epoca erano di 4-1 quasi, tra il Partito Comunista e il Partito Socialista, la povertà di un'operazione in cui uno, se si dà per primo motto primum vivere, ti dà l'idea che non sta messo proprio benissimo, insomma, e così via. E invece credo che ci fosse questa preoccupazione qua, ed è la preoccupazione, diciamo, di un autonomismo, di un percorso svincolato da quella che si chiamava appunto l'unità di classe, che poi era una sostanziale subalternità, insomma, dei socialisti nei confronti dei comunisti. Credo che questo abbia pensato moltissimo, anche perché io dico alla fine del mio libro, e la finisco qua, dico alla fine del mio libro, qualcuno ne parlava, mi pare Sofia Ventura, il Partito Socialista, il grande Partito Socialista che in Italia non c'è mai stato, è sempre mancata anche nella politica e nella riflessione politica di quel periodo l'idea che se quello era o poteva essere l'obiettivo, era un obiettivo che andava guadagnato in due, non era che, perché non era guadagnabile altrimenti. Intendo dire che la transustanziazione è un dogma della fede affascinantissimo, anche per chi come me non crede, ma non applicabile né alla storia delle singole, alla vita di ciascuno di noi, né alla vita degli organismi, delle comunità politiche, degli organismi politici collettivi, dei partiti. Insomma, se il PC alla fine non tira le conseguenze fino alla fine, è perché non può farlo in solitudine, perché in solitudine, o addirittura, ripeto, con uno sciovinismo da grande potenza che negli anni '80 poi non era motivato da nulla più, mentre prima era motivato da situazione obiettiva, da rapporti di forza reali e via discorrendo. Ma quando, insomma, tu dovessi portare questo percorso da solo fino alle estreme conseguenze, dovresti dire quello che nessuna persona che pure riconosce i propri errori, sa perfino dire quando li ha commessi, ne sa vedere la gravità, i mutamenti che ha avuto nella vita, le evoluzioni che ha avuto. Nessuno, secondo me, ho chiesto aiuto a qualche psicanalista per questa cosa che ho scritto, ma non mi ha dato risposte efficaci, ma nessuno proprio è disposto a portare la revisione o l'evoluzione, scegliete voi la parola, di sé medesimo fino alla conseguenza estrema di dire: ma sapete che c'è di nuovo, il guaio sta nel fatto che io sono nato. È una cosa che non lo so, io non la saprei fare. Gli organismi umani, diciamo, di cui ho fatto parte, nessuno è stato in grado di farlo, e credo che neanche il PC alla fine potesse farlo. Questo al netto di errori, tutto quello che ormai è stato talmente detto che nei rispettivi
libri, abbiamo anche noi insomma cercato un po' di ricostruire, però questa mi pare, detta un po' sportivamente, sia la conclusione finale del ragionamento. Quindi, insomma, dopo aver usato categorie della politologia, della storia, adesso anche quelle dell'antropologia dobbiamo chiamare in causa in qualche modo. Bene, io chiedo alla professoressa Ventura se vuole, come dire, non replicare, ma rispondere anche lei ai temi, alle risposte che ha avuto alle sollecitazioni. Sì, molto, molto brevemente, perché vedo che comunque il tempo corre e non voglio portare via. Siamo andati un po' lunghi, però appunto molto, molto brevemente, e parto appunto da queste ultime sollecitazioni e questa più radicale che Paolo Franchi ci ha offerto e che credo che abbia toccato il punto. Cioè, ovviamente dal Partito Comunista, da chi è stato nel Partito Comunista, non ci si può aspettare che dica scusate se sono nato, ecco. Però questo tocca il punto, perché spiega poi in fondo anche la difficoltà di rivedere la propria storia e di riconoscerne insomma i passaggi più problematici o gli errori, e anche riconoscere il fatto che se forse si fosse stati tutti socialisti la storia d'Italia sarebbe stata molto diversa. E quindi qui è chiaro, no? Dalla psicanalisi alla teoria delle organizzazioni ci spiegano, al di là della teoria, ci spiegano anche appunto le difficoltà di trasformazione. Una volta che un'organizzazione nasce con appunto un richiamo teorico come quello della rivoluzione, teorico e pratico della rivoluzione d'ottobre, è chiaro che rinnegare diventa praticamente impossibile. Quindi in realtà è questo, cioè non c'è una spiegazione teorica, c'è una spiegazione molto più o psicanalitica o della teoria delle organizzazioni. Le organizzazioni non tendono a suicidarsi, ecco, e neanche a negare loro stesse. Quindi ho trovato questa conclusione di Paolo Franchi molto, molto efficace. E l'altra sempre appunto, e poi vengo all'ultima riflessione sulle cose da Petruccioli, lo sciovinismo da grande potenza. Questo a mio avviso innanzitutto appartiene comunque al comportamento dei partiti comunisti nel mondo. Il comunismo, e questo secondo me ha un impatto anche oggi nei post-comunismi. Prima Claudio Petruccioli faceva riferimento a Goffredo Bettini. Devo dire che anch'io ho avuto una riflessione abbastanza simile, proprio perché l'idea, cioè, tendenzialmente i comunismi nelle loro incarnazioni non hanno un riconoscimento del pluralismo, perché sono delle chiese e le chiese non riconoscono il pluralismo, cioè c'è un sentimento comunque di missione quasi metafisica che li porta a non concepire il pluralismo, perché dal momento che la verità sta con loro, perché si deve concepire il pluralismo? Lo concepisci nel momento in cui per forza devi giocare dentro a un certo gioco, però per esempio nel caso del partito di Togliatti lo concepisci con una visione egemonica, gramsciana, appunto, quindi in qualche modo che mira a realizzare un dominio in altro modo. E questo credo che anche veramente abbia molto reso difficile lo sviluppo di una sinistra socialdemocratica, o comunque anche e soprattutto di una sinistra di governo, anche perché proprio la strategia togliattiana in questo senso era una strategia di gramscianamente di occupazione, ma non di assunzione di diretta responsabilità di governo. E a mio avviso in XVI, perdonatemi la comparazione, ma in XVI, se io penso oggi al Partito Democratico che si allea con il Movimento 5 Stelle, e che cos'è questa alleanza? Io provo a interpretarla in questo modo: è l'alleanza comunque dei buoni contro le destre, quindi in realtà anche qui non c'è un vero riconoscimento del pluralismo, perché ci sono i cattivi, le destre, e poi ci sono i buoni che si mettono insieme, in questo caso Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Quindi è sempre un'incapacità di pensare la politica come competizione tra
tra comunque attori che si riconoscono e dove appunto non si pretende una superiorità morale che invece a mio avviso il Partito Democratico si è portato dietro assolutamente dall'esperienza berlingueriana in particolare, comunista, togliattiana e berlingueriana in particolare. Chiudo invece appunto su il discorso che Claudio Petruccioli ha fatto su appunto socialdemocrazia, riformismo, sul perché non si poteva dire no, adesso siamo semplicemente socialdemocratici, ma in realtà mi trova d'accordo, mi trova assolutamente d'accordo. Forse perché, non lo so, non ci intendiamo esattamente sui concetti, perché proprio invece giustamente ha fatto notare che le socialdemocrazie negli altri paesi sono dei partiti che si sono presi la responsabilità di governo in una competizione bipolare o potenzialmente bipolare, dove magari le grandi coalizioni ci sono state, ma poi dopo hanno aperto a una nuova competizione. Quindi in questo senso io credo che la scelta socialdemocratica sarebbe stata quella più... Ho questa idea di socialdemocrazia in mente, mentre l'idea dell'incontro dei riformismi, forse anche per un mio pregiudizio, perché in fondo sono riformismi che né l'uno né l'altro hanno una matrice liberale, no? Quindi cattolico e comunista. Però appunto continua a sembrarmi invece un po' un lascito del passato, un po' dal partito togliattiano però forse è una questione di lettura, ecco. E quindi insomma queste diciamo sono le mie brevissime riflessioni e un grazie comunque per queste letture che ho fatto che ho dovuto fare, sono contenta di aver dovuto fare, l'ho fatto molto volentieri. Bene. Se posso, Livio, brevemente. Sì, prego Nicola, di pure. No, solo brevemente prima di dare la parola a Petruccioli e a Franchi. No, beh, mi conforta che anche la professoressa nel primo intervento sui riformismi di oggi delle volte si hanno dei problemi ad orientarsi, no? C'è questa ansia da tutte le forze politiche, qualsiasi assemblea di partito si partecipi oggi, c'è questa ansia, no, di finirsi riformisti, no? E quindi questo rischio anche che si svuoti, no, la stessa espressione. Ma al di là di questo, sulla questione diceva prima Petruccioli, e che ho trovato interessante appunto questa tesi anche che la mancata svolta in senso socialdemocratico dipende non tanto dalla rottura del legame con l'Unione Sovietica, ma fosse appunto quasi un fatto antropologico del partito comunista. Ma c'è una questione che appunto la mancata risoluzione più aperto in modo da sbloccare quello che era appunto il sistema bipolare bloccato, e questo ha impedito un'evoluzione anche allo stesso paese, io credo, perché il Partito Comunista, insomma, dopo Moro, di fatto, insomma, sicuramente dopo la morte di Berlinguer, ha iniziato un'evoluzione che non si è mai conclusa, perché questa è la verità, e sono passati 40 anni, voglio dire, no? E anche, no, il travaglio di quelli delle forze politiche, dei partiti che sono nati dopo il PC, e ne sono in qualche modo la conferma, per non parlare appunto di quello che mi provoca anche una certa sofferenza del travaglio che vive il partito democratico, ad esempio. Quindi penso che da lì ci siano le origini di questa mancata identità del patrimonio che ha rappresentato il Partito Comunista, e che non è diventato qualcos'altro. Dagli anni 80 in poi del Partito Comunista non si ricorda, probabilmente fino all'85 la fine
della buona amministrazione, del buon governo nelle grandi città, nelle regioni, dopodiché si inizia appunto un grande travaglio che non finisce mai, neanche la svolta, la tormentata svolta, no? Perché che arriva addirittura dopo la caduta del muro e dura 1 anno e mezzo, insomma, a testimonianza che non solo della difficoltà, ma proprio anche io non mi sento di dare responsabilità a nessuno e tantomeno di parlare di errori. Cacciari dice che nella storia non si sono errori ma destini, probabilmente ha ragione, e quello era un destino segnato da quello che era tutto il percorso fatto negli anni precedenti dal Partito Comunista, che non poteva che finire così probabilmente. E se volete, i due autori, se vogliono brevemente replicare, perché siamo già all'ora e mezza di diretta. Chiedo a Franchi di spegnere il microfono se parla prima Petruccioli. Sì, brevemente, ma però il punto è chiaro. Intanto vorrei ringraziare gli organizzatori, Nicola e anche gli interlocutori per questa occasione, e vorrei dire che è una felice occasione perché sarebbe utile parlarne un'altra volta, fare il bilancio di questo centenario della fondazione del PC, ma se ci sono due testi, diciamo, che esprimono un modo di guardare le cose abbastanza convergente, sono quello della conversazione fra me, Emanuele, e il testo di Paolo Franchi. Quindi è un buon motivo questo per riconoscerlo e per quanto mi riguarda rallegrarmene. E Paolo, è vero, il socialismo non era motivo di dissenso, lo volevano anche i riformisti. Io parlando con Emanuele definisco, dicendo che è ovviamente un ossimoro, definisco Togliatti un bolscevico kauschiano. E tu hai fatto un libro che fa vedere quante volte, ma addirittura prima di fare il Partito Comunista, i fondatori del PC, quelli dell'Ordine Nuovo, apprezzavano le cose, senza riconoscerlo ovviamente, le cose di Turati, perché se tu metti insieme il discorso di Turati una cosa per volta, oggi una casa del popolo, con il discorso di Gramsci sulle casematte, la conquista delle casematte, che cos'è? È modi diversi per dire la stessa cosa, la processualità, e hai ragione tu a dire, a ricordare che il socialismo, perfino l'unificazione socialdemocratica, come si diceva noi nel 67, no? Per spregio, confermava quell'obiettivo. È giustissima la sottolineatura del massimalismo come un tratto caratteristico della vita italiana. Non dimentichiamo che prima del congresso di Livorno, il congresso è stato importante anche un po', il centenario del PSI purtroppo era il 92 e per tante ragioni non fu fatto. E questa è stata nei momenti migliori un'occasione anche per riflettere su quel centenario. Beh, parliamoci chiaro, ma è molto più importante nella storia del socialismo italiano il congresso di Reggio Emilia del 1912, quando i massimalisti tolgono il controllo del potere ai riformisti, di quanto sia stato il congresso di Livorno, che ormai era... Scusa Claudio, sì. I minimalisti, Benito Mussolini. E figura dominante del socialismo massimalistico nel congresso di Reggio Emilia era Benito Mussolini,
che infatti diventò direttore dell'Avanti a seguito di quel congresso. Questa è tutta una storia che è dentro cui va inserita anche la storia del PC, perché altrimenti perché è storia d'Italia. E il massimalismo italiano, io ho letto in questi giorni un libro che avevo messo da parte, non avevo letto, comprato un po' di anni fa, di un inglese, si chiama Christopher Duggan, si scrive Duggan, intitolato un librone pubblicato dalla Terza che mi era sfuggito, intitolato La forza del destino. Beh, come inserisce lui la storia incipiente del socialismo e del movimento operaio in tutte le delusioni del democraticismo mazzinianesimo, delle cose. È tutta storia italiana, dentro cui sta anche il fascismo. Parliamoci chiaro, è pezzo di questa storia, non è una cosa che spunta all'improvviso chissà dove, chissà come. Allora, per concludere però, io che cosa dico, riprendendo il tuo aneddoto di Grieco, no? Ma quelli il socialismo non lo vogliono davvero. Qual era per il PC e per quelli che stavano nel PC e per quelli che votavano per il PC la prova che si voleva il socialismo davvero? Era la sottolineatura dell'importanza storica della rivoluzione d'ottobre, non l'URSS, la rivoluzione d'ottobre. Perché? Perché la rivoluzione d'ottobre, come momento nascente di una nuova storia, significava due cose: che il socialismo era un sistema diverso da quello dal capitalismo, e quindi chi voleva davvero il socialismo dopo la rivoluzione d'ottobre sapeva che la catena, l'anello della catena era stato rotto e da che parte stare. La seconda cosa era una lettura della storia. La storia è un susseguirsi di passaggi da un sistema a un altro. Questo. Allora, e ho finito, no, non si tratta di dire tu sei stato molto brillante, come sempre, scusatemi di essere nato. A parte che nella storia e nella letteratura ci sono anche i nichilisti che concludono dicendo mi scuso di essere nato, ma fra questi ti assicuro non ci sono io. No, assolutamente non è questo il mio costo. No, non si tratta di scusarsi di essere nato, si tratta di scusarsi per aver chiuso gli occhi. Su che cosa? Sull'89, signori, perché l'89 è stata la falsificazione della rivoluzione d'ottobre, sia come base per fondare scientificamente l'idea che il passaggio al socialismo significa un salto di sistema, sia falsificazione come lettura della storia e dello sviluppo della storia. Questo bisogna dire. Bisogna riconoscere, dare il significato vero, riconoscere il significato vero di quella cosa lì. E poiché quella cosa lì era l'aggancio, l'ancoraggio dell'essere partito comunista, che il PC non ha mai. Le pagine più interessanti della discussione fra me ed Emanuele sono quelle in cui lui dice ma Berlinguer l'aveva risolto il problema del rapporto. Io gli dicevo no, non l'aveva risolto per questo motivo qui. Poi ognuno legge e fa le sue scelte, ma questo è il significato, la testimonianza che insieme abbiamo voluto dare, drammatica. Però non si tratta, non per questo né lui né io abbiamo detto scusateci di essere nati. No, non è questo, è che bisogna dire questa verità. Grazie. Franchi, prego, un'ultima battuta anche da lei. Sì, brevissima. Claudio, scusateci di essere nati, ovviamente non si riferiva alle singole persone. Dico che, parlando ora fuori di metafora,
Io intendevo dire che quel processo di costruzione anche in Italia di una grande forza socialista che aveva in qualche modo fatto parte anche e come della vicenda del PC, non era una vicenda che ci si poteva risolvere da soli. Non si poteva fare come il partito, come si chiamava il partito ungherese, non si chiamava comunista, ma Partito Operaio e Socialista Unificato ungherese, che tu ricorderai bene la vicenda perché l'hai vissuta personalmente. Hanno tolto Operaio e hanno risolto il problema. Quelli un bel giorno fecero una cosa, stabilirono, vabbè, loro era semplice perché erano stati unificati alla Rakosi, che diceva che i comunisti andavano, i socialisti andavano tagliati a fette come il salame. All'epoca, e quindi loro appunto tolgono Operaio, soprattutto, cosa che ricorderai meglio di me, fecero tre cose assieme, perché tolsero Operaio, adottarono come simbolo il garofano e chiesero l'adesione all'Internazionale Socialista, con l'aria che tirava in Italia, ma l'abbiamo appreso da cose che hai scritto tu questo, quindi non è inutile che lo racconti io a te. No, questo era per dire, credo che c'era un discorso complesso che è quello, l'ho detto prima, non lo ripeto adesso, che avrebbe una cosa così si fa con le forze del movimento operaio in campo, cioè, chiamalo come vuoi adesso, e cioè con i comunisti, i socialisti ed altri, voglio dire, perché se no il partito socialista così non nasce dalla storia del partito comunista, questo mi pare abbastanza scontato. Un'ultimissima considerazione che c'entra poco, ma in realtà c'entra, sono contento che Claudio l'abbia preso in questo suo secondo intervento, è la vicenda del massimalismo, perché guardate che la vicenda del massimalismo, che poi c'ha una cosa anche prima, che volendo si potrebbe usare un'altra categoria che spiega tante cose della storia italiana, secondo me, che è quella del sovversivismo, che è più importante di quanto si creda. Io credo, perché tra l'altro, a proposito del massimalismo, Turati e i comunisti avevano, parlo del 21, nutrivano da posizioni opposte lo stesso disprezzo nei confronti dei massimalisti, che pure erano la forza maggioritaria del socialismo italiano. Quando Gramsci scrive che il Partito Socialista è il circo Barnum, non sta parlando di Turati, sta parlando dei massimalisti. Cioè, questo per l'esattezza storica. Però consiglio anch'io un libro per l'aspetto italiano di questa vicenda, che è molto bello e che si chiama La forza dei sentimenti invece che la forza del destino, e l'autrice è una giovane storica che insegna a Roma, che si chiama Elena Papadia, e il libro molto bello è su socialisti e anarchici, ma parla di più cose, tra il 1870 e il 1900, alla fine del secolo, insomma, in Italia, dove si vede che si vedono raccontate nei particolari, con le storie delle persone, delle famiglie, i padri e i figli, le amanti, i libri che leggevano, insomma le vite di tutto questo mondo, confluisce tutta nel processo di formazione di quello che poi sarà il socialismo italiano, queste forze di derivazione anche e soprattutto mazziniana, garibaldina e poi anarchica, insomma, hanno un peso fortissimo. È lo stesso fenomeno, perlomeno delle origini del fascismo. Io dico sempre ai miei amici revisionisti storici, io non lo sono, che se invece di perdere tempo a stabilire se Vittorini e Pintore erano andati o no a Monaco di Baviera a quella conferenza, che sicuramente ci sono andati, vabbè, ma non è questo il punto. Se si occupassero di come mai il capo del socialismo massimalista italiano è diventato
il duce del fascismo, forse affronterebbero o proverebbero ad affrontare un nodo del secolo un tantino più significativo e che ha a che fare perfino con le storie dei nostri giorni. Un'ultimissima frazione di secondo per dire che, vabbè, ho sentito sia Claudio che Sofia Ventura su questo punto. Io dal Partito Comunista mi sono andato tanti anni fa, nel 1981, però tuttavia, come ho cercato di dire, nutro rispetto, insomma, per questa storia, e quindi mi fa un pochino male sentir dire che Bettini fa come Togliatti, diciamo, per spiegarci. Adesso, onestamente, è vero, si parla licet, però insomma ci dovrebbero essere dei limiti oggettivi. Io non ho mai fatto uso di allucinogeni, ma penso che neanche sotto uso di allucinogeni avrei potuto immaginare una cosa, pur con tutto il mio pessimismo cosmico, avrei potuto immaginare una cosa di questo tipo. Grazie. Bene, grazie davvero a tutti voi. Io ringrazio molto la professoressa Ventura, ringrazio Claudio Petruccioli, Paolo Franchi. Grazie a voi. Grazie. Nicola, a te Grazie. l'ultimo saluto. Ricordo che il Museo M9 e la Fondazione Pellicani lavoreranno ancora molto a stretto contatto, quindi rimanete con noi. Prego, Nicola. Non ho nulla da aggiungere. Ringrazio anch'io, sono un ringraziamento a tutti per questo bel dibattito che insomma è la conferma di come ci sia bisogno e faccia bene discutere anche insomma di quello che siamo stati, no? Perché aiuta ad affrontare anche meglio le sfide di oggi, soprattutto il grande disorientamento e spaesamento che c'è nella sinistra italiana. Per cui grazie alla professoressa Ventura, a Claudio Petruccioli, a Paolo Franchi e a te Livio, e prossimamente torneremo con altre presentazioni e speriamo presto in presenza, come si dice, ovvero dal vivo, come siamo abituati a fare. Certo. Grazie, arrivederci. E venite anche a trovarci in museo, perché qua dal mercoledì al venerdì siamo aperti finché non torniamo in zona arancione. Grazie a tutti, arrivederci, a presto. Grazie. Buonasera, grazie. Buonasera, arrivederci. Buonasera a tutti. Arrivederci.